Noi quando portavo notizie buone, notizie cattive, per esempio c'è una famiglia che quando mi porta una notizia buona è tutta contenta. Ultimamente gli ho portato una lettera, sto Natale passato, diceva presso a poco, zio Amedeo quest'anno non può venire con la famiglia perché c'ha l'influenza. Vado a vedere i zompi di contentezza. Me mi torno a pranzo 3 volte. Ma la cosa più curiosa è un certo ragioniere Baffetti che tutte le mattine, questo abita allo sprofondo, tutte le mattine gli devo portare una cartolina e diceva sempre le solite cose, saluti e baci, pensieri. Una mattina non la facevo, dico, mi gioco 45 lire di gettoni, entro in un bagno di telefono. Su elenco, pronto? Ragioniere Baffetti, sono io, chi parla? Dico, qui è il postino. Dice, dico, senta, ragioniere, siccome mi fa male un piede, c'ho la cartolina solita, ieri in Grecia si la leggo. Dice, no, mi fa piacere. Cosa dice? Dico, baci Clara. Mi fa tanto piacere, grazie assai. Non si preoccupi, domani mattina, pure se gli do il piede, me li telefoni, se poi gli rimborso tutto io. Ma subito, appena c'è la posta, non mi faccia sta costoso, speso d'animo così. La mattina dopo, come doveva, tanto quello mi rimborsa tutto. Pronto? Ragioniere? Però la mattina appresso non c'era baci, c'era solo saluti. Dico, tanto io poi gli dico saluti e baci, certo è perfetto, gli devo dire. Ragioniere? Come va? Dico, bene, grazie. Che mi dice? Dico, la solita vita. No, che mi dice? Dico, saluti e baci. C'è tanta grazia. La terza mattina arriva... C'era scritto, tra noi tutto è finito, posso gli dico così, quello ha ovvero. E a chi io hanno? Pronto, ragioniere? Dico, che mi dice? Dico, saluti, baci e tanti pensieri d'amore. Era tutto contento, tutto felice. La mattina appresso, ti voglio tanto bene. Dice, voce! Dico, ragioniere, io poi mi vergognavo dentro al caffè, mi guardavo uno vicino a me, sentiva... Dico, dove sta? Sono dentro al caffè. Dice, beh, che io frega. Ecco, che voglio bene ai ragionieri io. Insomma, mi trovai un bar con una cabina e lì mi sfogai. Andavo dentro tutte le mattine. Pronto? Anima dell'anima mia! Tutto con te, dice, amore mio, bello declara tuo. Te voglio tanto bene. Più lontano mi stai e più vicino ti sento. Insomma, posso 7 mesi e ci parlo l'amore, che te credi a finire, mi toccherà sposarmi a me. Me ne capita, una volta portai una tassata a uno. Dice, me la dà? Dico, 100 lire è tassata. Dice, ma io quanto la leggo? Come guardare? Lei quanto mi dai 100 lire, io gliela do. Dice, ma io no, e lei mi dai 100 lire. Dice, beh, se lei me la fa leggere, domani gli do i 100 lire. E io domani gli do la lettera. Dice, sia buono, insomma, non mi trovo comodo, mi faccio la cortesia, aspetto una buona notizia, capace che lì c'è una cosa che mi serve, insomma, mi commossi, dico, vabbè. Aprì, lessi, è una poesia. E carina, io me la fa sentire, la legga da lei. Dunque, c'è poco da rugare, semo o non semo, hai pagato la multa, bravo Cimo. Dico, a me sta scherzando, se mi dai 110, e che gli devo dare io? Paga chi legge, no? Dico, vabbè, ma questa era indirizzata a lei, dico, vabbè, ma l'ha letta lei. Vabbè, ma doveva leggere lei, c'è che sto scemo, a me già mi ci hanno fregato 4 volte.